Siamo in diretta da Carano Pertusella con Ettore Menicucci, il direttore sportivo della Caronese. Allora, una partita sicuramente molto contestata, tanti episodi, finita con un 2-1 per l'Oltrepò nei minuti finali. Cosa si sente di dichiarare? Che purtroppo noi eravamo rimaneggiati, abbiamo fatto una grande partita, una prestazione di orgoglio, non meritavamo assolutamente di perdere una partita contro una corazzata come l'Oltrepò, non mai purtroppo quest'anno capita spesso che soprattutto in casa non abbiamo un grosso rispetto. Io credo che gli episodi sono tanti, intorno al 18esimo c'era già un altro fallo e doveva essere espulso il numero 4 dell'Oltrepò, purtroppo non è avvenuto, a noi è successo con la base, è successo ad Ardolazzate, è già successo parecchie volte e purtroppo con noi non succede, non abbiamo avuto questa fortuna. La cosa imbarazzante è che sul gol loro credo che in maniera onesta, se vogliamo dire che c'erano due mezzi falli, il terzo era clamoroso, era al limite dell'area dell'Oltrepò, era un'occasione importante per noi e vanno a fare il gol loro. Poi noi ingenui sicuramente, dopo aver rimesso in piedi, abbiamo fatto un grave errore, è un errore che non si fa a questi livelli, ormai l'eccellenza è a un livello alto e non possiamo fare quegli errori contro una squadra così importante sicuramente. Poi ragazzi, spiegatemi come possa essere possibile in eccellenza, senza il bracciale gli arbitri, senza il VAR gli arbitri e l'arbitro non in linea, visto che l'arbitro non aveva visto nulla, aver dato con certezza un gol che al 90esimo, in una partita così tirata, già in 11 contro 10, già con molte situazioni dubbie, è brutto, fa male per la società che sta facendo grossi investimenti, fa male per noi che siamo dietro questa squadra e cerchiamo di tirarci sulle maniche anche se oggi eravamo senza 5-6 giocatori. Settimana scorsa Lazzate con il mister parlavamo proprio di questo, no? Dell'importanza degli episodi. Ecco, la sensazione è quella che gli episodi non vadano a favore spesso della Caronese, che ha raccolto meno di quanto visto sul campo. Penso anche oggi con la grande prestazione di Brignoli, che si è sacrificato anche come centrale difensivo. Sì, purtroppo se a Lazzate in 2 minuti hai buttato via una partita dove hai ricevuto forse 2 tiri in porta o 1,5, per un rigore hai rovesciato a 1 centimetro, ha chiuso la partita, che non so se ci può stare o non ci può stare, però se quello è braccio alto in protezione del viso non lo so, però sicuramente ha chiuso la partita e noi siamo spariti dal campo. Una squadra che vuole fare bene non può sparire dal campo, deve cercare di mangiare l'erba tutte le volte, anche se è sotto di 3-0. Campionato ancora lungo, ora nell'infrasettimanale l'Accademia Vittone, 3 punti da prendere a tutti i costi. Sono 3 punti importanti per la salvezza, che era l'obiettivo che la società ci avevano chiesto, mentre io e alcuni della proprietà avevamo un sogno che purtroppo adesso sta svanendo, ma l'obiettivo principale inizialmente l'abbiamo colto, adesso quello che viene perché la fortuna non ci gira con gli infortuni, non ci gira con questi arbitraggi che sono molto dubbi, sicuramente non a favore. Vi dimenticate e nessuno l'ha segnalato 2 gol annullati contro Pavia per fuorigioco, e se andiamo a rivederli molto dubbi. Qua abbiamo dei guardiani che sono bravissimi, sono più bravi del VAR, mi viene male capire come mai non succeda mai all'incontrario, però è sfortuna, purtroppo il calcio è sfortuna e quindi siamo stati sfortunati, no? Grazie mille, vi auguro buona fortuna per le prossime partite. Speriamo, grazie mille. Grazie. Allora mister, io credo che l'esultanza finale di Gabrielli ci sia tutta la voglia che avevate di vincere questa partita e di arrivare al primo posto in classifica. Ma sì, vabbè, innanzitutto siamo contenti dei 3 punti, ovviamente. Sono arrivati alla fine, è stata una partita tosta contro una squadra forte che aveva anche delle defezioni, tra l'altro. Però abbiamo fatto la prestazione che avevamo preparato, insomma, di giocare se si poteva un po' bassi, di aspettare un po' di ripartire, e il primo gol è venuto da una ripartenza e siamo andati sopra. Non mi aspettavo di prendere il secondo gol, il gol del pari, c'è stata un'incomprensione nostra in difesa, e poi vabbè quel gol insomma del 2-1, e siamo contenti di aver vinto. Noi
ti dico sinceramente, pensiamo partita dopo partita, la classifica non la guardiamo perché adesso avevamo Caron, poi abbiamo Pavia, poi c'è Magenta, poi c'è Club Milanese, insomma abbiamo 4 partite in 2 settimane belle toste, quindi se ci mettiamo a pensare a fare dei calcoli diventa complicato. Allora pensiamo partita dopo partita, questa squadra la conoscevamo, una squadra forte, molto forte secondo me, e noi abbiamo fatto la nostra partita bene, quindi faccio i complimenti ai ragazzi perché, come dicevi tu, avevamo voglia di andare a casa con i 3 punti, e si è visto perché ci abbiamo provato poi alla fine in tutti i modi, insomma. Sì, una vittoria ottenuta con le unghie e con i denti. Tra l'altro nella gara di andata lei debuttò come capo allenatore dell'Oltrepò. Chiaramente a un girone di distanza si sente di fare un bilancio di questa sua avventura finora, direi positiva visto il risultato. Ma sì, nel bilancio non ne faccio. Io alleno, lavoro tutta la settimana e per me l'obiettivo è sempre quello della prossima partita, no? Indipendentemente da tutto. Il campionato, quello che posso dire è che è un campionato molto equilibrato e competitivo, dove veramente ogni partita è da giocare, perché tolto ovviamente il Vittuone, che è una situazione un po' più complicata, con tutte le altre partite bisogna giocarsela e non ci sono risultati scontati, quindi reputo il girone molto impegnativo e di alto livello. Grazie mille mister, i nostri migliori auguri per il ciclo di fuoco che avrete tra poco. Grazie mille, grazie a voi. Siamo a Carano Pertusella con Roberto Gatti, mister della Caronnese. Allora mister, settimana scorsa alla Zappe parlavamo dell'importanza degli episodi nell'aggiudicare quello che poi è la partita. Io credo che sia questo il caso oggi. Ho detto tutto, penso che ogni parola sarebbe superflua. Non posso commentare questa partita. Penso che veramente è raro che succeda quello che è successo oggi, perciò è una partita che non commento. Faccio solamente i complimenti ai miei giocatori, che in un periodo veramente complicato, in casa, con l'Oltrepò, che è prima in classifica, ha giocato la sua partita con passione, con voglia, con determinazione, e se stavamo un pochino più attenti la portiamo anche a casa, perché la partita diceva che vince la Caronnese. Poi quello che è successo, se lo giudico, se dico la verità su quello che è successo, allora mi prendo 3 mesi e mezzo di squalifica. Pertanto non ho voglia di prendere 3 mesi e mezzo di squalifica, non commento gli arbitri, perché tanto è inutile commentarli. Tutti hanno visto la partita come è stata e penso che ognuno si farà la sua idea. Tutto qua. Grazie mille mister. Grazie a voi.